Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata The Italian Crooners al Palazzo Pesce. Carl, il nuovo testo che ci racconta del personaggio Karl Lagerfeld. The Italian Crooners con Beppe Del Re e Vito Di Modugno per omaggiare Fred Bongusto, Nicola Arrigliano e Bruno Martino, tre cantanti confidenziali degli anni 60 e 70, tre poeti che hanno cantato il lato romantico dell'amore e la fragilità dei sentimenti dell'animo umano. Una rilettura di brani noti e poco noti, tutti pieni di suggestione e atmosfera, legati da un fil rouge di inquietudine e di sana passione per la musica ad oltreoceano. The Italian Crooners qui a Palazzo Pesce con i protagonisti. Abbiamo Beppe Del Re e Vito Di Modugno in un concerto molto intenso. Qual è il segreto per fare musica da crooners? Beh, innanzitutto fare musica da crooners in questo caso significa rivisitare quelli che sono stati successi degli anni 60 e 70. In particolar modo noi partiremo con un brano del 46 che segna l'inizio di una nuova era per la musica italiana che viene influenzata dai cugini d'oltreoceano, perché gli americani hanno portato non soltanto una serie di novità in Italia riguardo al costume e tante altre cose, ma soprattutto hanno influenzato la musica di quei cantautori, di quegli autori che si formavano proprio negli anni 50-60, e quindi abbiamo avuto la fortuna di avere dei nostri interpreti che hanno saputo coniugare la ricchezza armonica, queste atmosfere un po' raffinate che hanno contraddistinto un po' gli anni 40 e 50 americani, che noi abbiamo inglobato. Quindi i cantanti come Bing Crosby, Tony Bennett, Frank Sinatra, Sammy Davis e tanti altri sono stati un po' il faro di cantanti come Bruno Martino, come Fred Bongusto, come Nicola Arrigliano ad esempio. Parliamo un po' dell'accompagnamento, dell'arrangiamento musicale. Esiste un brano un po' più difficile, di difficile esecuzione, oppure no, nel programma di questa sera? Ma no, non c'è un brano più difficile, poi noi li cambiamo ogni sera, per cui magari una sera può essere uno, un'altra sera un altro. L'unica cosa che noi di solito suoniamo questo repertorio in quartetto. Abbiamo anche c'è un arrangiamento particolare questa sera? Questa sera siamo in duo, io e lui, quindi è tutto appoggiato, le armonie sono appoggiate sul mio pianoforte, e questa è la cosa più difficile per questa sera. Com'è come accompagnatore pianistico? Ti segue? Qual è il segreto per un buon duo, per far funzionare un buon duo? Allora, non perché qui, ma è la verità, la cosa che accomuna me e Vito in questo repertorio è la passione che noi abbiamo per questo repertorio. Un buon accompagnatore conosce per bene i temi della canzone, quindi Vito non soltanto mi sa seguire e supportare, ma sa aggiungere da un punto di vista proprio ritmico e armonico una serie di elementi che per me sono uno stimolo anche nel cantare, nel fraseggiare in una certa maniera. Quindi lui per primo ama queste canzoni, io lo seguo proprio, sono io che seguo lui da certi punti di vista. Parliamo dell'ultimo progetto che vi vede un po' protagonisti con una registrazione. Di che si tratta? Allora, questo progetto è proprio inerente ai crooners italiani. Abbiamo avuto il piacere di fare 2 giorni di registrazioni, e la cosa bella, il tutto è stato arricchito dalla presenza di Adriano Martino, che è il figlio di Bruno Martino. Quindi, insomma, poter registrare i brani di Bruno Martino, che io voglio ricordare è stato un musicista straordinario, a prescindere che è stato un crooner fantastico, ma era un musicista vero e proprio, tant'è che il brano Estate oggi è uno standard internazionale. Dobbiamo dire grazie a Michel Petrucciani, che ha dato grande visibilità a questo brano, ma oggi Estate viene tradotto in moltissime lingue e viene interpretato da grandissimi cantanti. Lo stesso Kurt Elling, che è forse il cantante jazz più rinomato al mondo, ha fatto una sua registrazione di Estate. Al timone Beppe Del Re, cantante e compositore premiato a Miglior Crooner 2009 e Best Jazz Singer agli Italian Jazz Awards 2010, con un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, e al pianoforte Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, eletto per 3 anni di seguito tra i migliori 10 organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana Downbeat. È una carriera nei 5 continenti a fianco di artisti del calibro di Patti Bravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava. Parliamo un po' di gusti, ma se dovesse commentare con il vostro tipo di fare musica un film, che tipo di film sarebbe?
fate musica per un film, che film è? Un thriller romantico, una comedy? Un film romantico, al massimo un musical. Beh, certo. Che tipo di musical? Un musical degli anni 60, no? Oppure quei film che facevano in Italia, come venivano chiamati quei film dove partecipavano i cantanti dell'epoca, tipo Gianni Morandi, ne ha fatti diversi. Certo. Ha un nome particolare, adesso mi sfugge, però secondo me quella potrebbe essere una buona collocazione per questa. Certo. Per te invece? Musica da film, che film commenti? Beh, sicuramente sarebbe un film anni 60 ambientato d'estate, perché questi qua erano proprio cantanti, io li chiamo bonariamente balneari, cioè il tema dell'estate, del ballo, della musica era onnipresente nelle loro canzoni. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, oppure mi resta solo un disco per tornare qui da te. Ci sono varie citazioni, balliamo, le esortazioni al ballo, a essere alla prossimità. Non è un caso che il crooner, il termine crooning significa proprio cantante confidenziale, perché da quando è stato inventato il microfono non c'era più bisogno di urlare o di cantare a voce alta, si potevano anche sussurrare certe parole, quindi il cantante era complice di questo amore che nasceva fra i due amanti, che sussurrava loro delle parole che potevano essere preludio di tante altre dolcezze. Lo diamo un consiglio ai giovani. Oggi c'è molta musica, ma soprattutto nei reality, anche in televisione, per fare musica dal vivo oggi. Invece voi che cosa consigliate? Di conoscere la storia in primis, di sapere quello che c'è stato prima di loro, per non essere ripetitivi, per trarre una lezione molto importante, quella dell'autore e del compositore, che non erano due, come capita oggi, due produttori che erano bravi, consentitemi il termine, a smanettare su un computer. C'erano dei contenuti, c'era una storia da raccontare, c'era qualcosa, un'emozione da trasmettere. E non è un caso che a distanza di 60 anni queste canzoni rimangono ancora, vengono ricordate. Non voglio dire che siano attuali, per me sono attuali, però voglio dire sono canzoni che restano. Tanta musica che viene prodotta, ahimè, va a finire nel dimenticatoio, anche se ci sono diversi mezzi di comunicazione, di promozione, di divulgazione. Oggi basta un telefonino, basta un software per poter ascoltare ed essere collegati a tutto il mondo, però rimane poco. E questo dovrebbe essere un motivo di riflessione per tutti quanti noi, non soltanto per gli addetti ai lavori, ma anche da un punto di vista sociale, capire questo smarrimento che un po' si evince anche dalla musica. E secondo me, quando non si ha più niente da dire, occorre un attimo guardarsi indietro e prendere le lezioni dal passato, in modo da poter arricchire quello che c'è oggi, poterlo contestualizzare come facciamo noi in questo progetto, perché, come ha detto Vito, noi ogni sera lo facciamo in maniera diversa. Perché abbiamo una sensibilità che ci porta anche a rapportarci in una certa maniera a questo repertorio, una sensibilità che è stata arricchita da anni di studi, dalla passione, da anni di ascolti. Ecco, la cosa che oggi manca è che c'è questa, come posso dire, c'è quasi questo gusto da fast food della musica. Ascolto 1 o 2 volte e poi mando via. Io ricordo che quando compravo un disco, li compro tutt'oggi, io compro ancora i CD, quando ascolto un disco io lo ascoltavo talmente tante volte che riuscivo a cantare anche le parti di basso, mi ricordavo la parte di pianoforte, c'erano degli arrangiamenti poi studiati ad hoc. Oggi c'è forse per alcune prassi esecutive una sorta di minimalismo, una riduzione armonica a 4 accordi che si ripetono sempre, che non significa che siano banali, perché anche il cielo in una stanza di Gino Paoli sono 4 accordi, però c'è un significato testuale immenso, c'è una dilatazione temporale e spaziale, queste pareti che diventano alberi infiniti e questo soffitto viola che diventa un cielo. Quindi c'è dentro un qualcosa di eterno che rimarrà per sempre. Questo qualcosa di eterno era, secondo me, sinonimo di una sensibilità, di un modo di vivere che oggi un po' si è perso. Tu che ne pensi? Oggi come si compone? Si compone bene? Ci sono delle belle idee oppure no? Ma penso di sì, i grandi compositori secondo me ci sono sempre stati, solo che magari al giorno d'oggi hanno più difficoltà a imporsi, perché come diceva Beppe adesso la musica è quella lui ha detto da fast food, no? La musica quasi usa e getta, ma io trovo che conosco personalmente dei bravissimi compositori che purtroppo hanno
i loro cassetti pieni. C'è uno spazio in Italia per il nuovo oppure no? Lo spazio è ristretto, magari è racchiuso da 4 mura di un locale non ci sono più gli spazi di una volta. La televisione, per esempio, non propone più questi grandi personaggi, questi grandi musicisti. Così la radio. Io a proposito di quello che diceva Beppe, volevo dire ai giovani, a tutti quelli che ci ascoltano, che c'è tanta musica bella in giro, tanta. C'è tutt'oggi, c'è stata negli anni 60, c'è stata anche nei secoli passati, c'è tantissima musica, bisogna solo andarla a cercare. Sul web c'è tutto, quindi non fermatevi a quello che vi viene proposto dai mass media, appunto da questi reality che vanno di moda in questo periodo. C'è tanta bella musica, è un peccato perdersela, per cui andate alla ricerca di questa bella musica. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando e soprattutto un'esortazione a vivere maggiormente la musica dal vivo, ad avere un rapporto come posso dire, reale con i musicisti, perché molto spesso la musica si ascolta davanti a un computer o sul telefonino. Andate ad ascoltare i concerti, venite, dialogate con i musicisti e soprattutto seguite questi programmi, e io ti ringrazio per questa occasione di incontro Dietro le Quinte, perché è importante anche dare visibilità a tutti quei progetti che oggi purtroppo la televisione e la radio, per motivi X che non sto qui a commentare, non ci propongono. Allora, un saluto a tutto il pubblico di Dietro le Quinte e speriamo di rivederci dal vivo in tante belle circostanze. Ciao a tutti. È arrivata in libreria Carl, la biografia firmata da Maria Ottavi. Prendendo spunto da 2 interviste che Karl Lagerfeld le rilasciò nel 2017, l'autrice ricostruisce le innumerevoli vite di questo creatore, ispirato, dotato di un'immensa cultura, esagerato nei modi, altero, re delle frecciatine e delle battute. Un volume ricco delle testimonianze e degli intimi di Karl. Da bambino il suo sogno era quello di diventare pianista. Sosteneva che i pianisti hanno un potere magico. Invece sua madre, non sopportando le stonature, un giorno gli ordinò: disegna, fa meno rumore. Sfogliando le 700 pagine del volume emergono passioni e idiosincrasie dello stilista. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.